quest'anno una coppa l'ho consegnata e spero che non sia l'ultima. No, sono contenta. Quindi siamo stati molto felici di ospitare qui nel nostro stadio qui ad Olo questa finale, e sempre complimenti alla squadra che ha vinto, ma anche complimenti a coloro che sono arrivati secondi, perché comunque so che sono passati in promozione. Quindi bravissimo, bello spettacolo, una partita corretta, e quindi complimenti a tutti quanti. Un'altra partita terminata sotto i più buoni auspici, ha vinto, come diciamo sempre, uno deve vincere, uno non vince. Abbiamo visto gioia, abbiamo visto un po' di sofferenza, però credo che tutte e due siano contente, perché il Colognola ha vinto Coppa e campionato, e avendo vinto anche il campionato, il Barbigiano ha la possibilità di accedere alla categoria superiore, quindi dovrebbe essere un momento di festa. Posso dire, il tifo non è stato proprio, però non tutto, e anzi bisogna dar atto che una parte del tifo invece non ha accettato le provocazioni e quindi si è comportato sportivamente come piacerebbe fosse sempre così nei nostri stadi dei dilettanti. Quando si supera la linea e quindi non si può accettare un determinato tifo? Beh, quando ci sono delle offese che vanno oltre a quello che sta succedendo in campo, quindi va benissimo il tifo, ti fa la propria squadra anche con della goliardia, degli slogan, ci sta, ma quando poi si tocca la provenienza e anche con delle frasi violente, solo frasi per fortuna, però noi nei nostri campi non vorremmo mai sentire, neanche nei campi dei professionisti, ma qua a maggior ragione ci sono tanti ragazzini e famiglie che vedono queste partite ed è proprio un peccato.